Il re David alciapà la paraule e al disè: Clamaimi Betsabè, che egli entrà dal re e arrestà in pis denandi lui. Allora il re fase chest giurament: Pal Signor cal viv, che mi ha de liberar di tutti li poris, come che ti hai giurato, pal Signor Dio di Israel, che tuo figlio Salomon al vares regnar da ur di me, e si sarei sentato al mio puesto sulla messente, così o fasarai in giornate. Betsabè si ingenoclà, si buttò con la muse partiere denanda al re e disè: Cal vivi per sempre il mio paron, il re David. Poi il re David al disè: Clamaimi il pre di Zadok, il profeta Natan e Benaia figli di Joiada, a entrare in lì dal re, che ur disè: Cioleisi da ur li vostri reals, fased montagno fi Salomon sulla memule e faselu là iù a Gicon. Laiù il pre di Zadok e il profeta Natan lo onzaran re di Israel. O sunareis il quar, e oberlareis vive il re Salomon. O montareis da ur di lui e allarà sentarsi sulla messente e regnerà in pen di me, perché lo ha metur lui a ciav di Israel e di Giude. Benaia, figlio di Joiada, rispondè al re: Amen, che l'ordeni così il Signor, Dio dal regno paron. Come che il Signore all'estat col regno paron, che sedi ance con Salomon, e cal dedi splendore alla sossente, anciamo plui decente dal re David mio paron. Il pre di Zadok, il profeta Natan, Benaia figlio di Joiada, i Creteos, i Peleteos, all'erin iù. A mettere in Salomon pasore de mule dal re e a lumenare in Agicon. Il pre di Zadok al ciolete tende il quar dal ueli e all'onze Salomon a suonare in il quar e tutto il popolo al berlà vive il re Salomon. Daspo tutte la inta vegni su da ur di lui e il popolo suonava il flaut e aliere fur di sepe gionde, con scriui di spaccalatiere. Adonie e duci si è invidas a sentire in il sunsur. Avevin giuste finì di gustà. Ance Joab al sentir il sun dal quar e al domandà: Perché che sunsur te città tutte sozzore? Biel calciacarave arriva Gionate, figlio dal pre di Ebiatar, e Adonie e disè: Benché che tu sei un galantom, e di sicuro tu non spuarti su ne buine nuove. Gionate rispondè: Atriché, il re David nestri paron, alla fat re Salomon. Il re alla mandat con lui il pre di Zadok, il profeta Natan, Benaia figlio di Joiada, i Creteos e i Peleteos, e lo han fatto montare sulla mule del re. Il pre di Zadok e il profeta Natan lo han consacrato re a Gicon. A son tornati in Daur, petan scriui di Gionde e la città e jedute sozzore. Vei il sunsur vei sentut. Piesan cemò, Salomon si è sentato sulla sente dal re. I graduati dal re son venuti a fare ligrie al nestri paron, il re David, disint, che il tuo Dio a slargi il non di Salomon, ancemo plui dal tuo non, e caldè di splendore alla sossente, plui che no alla to. Il re si ingenoclà sul suo iet e alla fevelat così. Benedet sei al Signor, Dio di Israel, che l'ha voluto che ue i miei voi avio in un dei miei discendenti sentato sulla messente. Allora i duci invidas di Adonia forin spaventas a muart, a llevar in su
e a partire in ognun per sue strade. Adonie al ciapapore di Salomon, a lieve su, e le laccia passi torda i quars dall'altar. I contare in così a Salomon, viot che Adonie, alla vude pore dal re Salomon, e alle lata ciapassi torda i quars dall'altar disint, il re Salomon, alla disurami, prime, che non farà morire il suo famei con la sua spade. Disal Salomon, se si comporta di galantom, noi colarà partiere nance unde si cevei, ma se però si luciate in fal, allora al murarà. E Salomon al dell'ordine che lo facessin dismontaiù dall'altar. Al venia in senoglassi denan di Salomon che ei dise, va a casa to.